Siamo in una nuova puntata di Minecraft. Accanto a me sta mio fratello che sta giocando a Dream League contro il Barcellona. Quanto state? 4-4 stanno. Noi andiamo sempre in quel mondo. Questo qua. Se vi ricordate, dovete per forza vedere la seconda puntata, se no, cioè la prima puntata. Se no, fatto gol. non capite, mio fratello ha fatto gol. Se non capite niente. Allora, la scorsa puntata ho costruito questo. E dopo vedo il secondo piano. E dopo leggete qua che sta scritto. La sauna dei ragni. Perché ogni 2 secondi sta sempre un ragno. Sa tanto che li ho sterminati tutti. Credo. Ora andiamo a dormire. Cioè, con la porta chiusa io entro. E dopo diretta aperta. Ora dormiamo. Buonanotte. No. Allora, adesso andremo a mettere un golem in casa. Quindi prendiamo il ferro. Ok, così. Mettiamo ecco il golem. Ciao golem. Aspetta, guardate. Per esempio se rimetto un ragno. Ragno. Il ragno delle cavole maschere. Mettiamo questo, guarda. Uccide. Aspetta, faccio mettere uno spazio. Guardate se metto un creeper. Non succede niente. Non capisco ancora perché non succede niente. È come se sono amici. Per tolti dai piedi. Ah, nella scorsa puntata avevo detto che in questa puntata dovevo fare al piano di sopra che ho costruito una cuccia di cani. Prendiamo goccia nera. È bello avere dei cani dentro casa. Ok. Facciamo così. Cancelletto sta almeno. Cancelletto. Prima questo. Ecco. Ora ci mettiamo un cane, lo addestriamo, quindi prendiamo un osso. L'osso. E ora mettiamo l'uovo di lupo. Che bello. Domestica, già si è domesticato, io lo lascio, non lo faccio blu. Il collare, quindi il lapis lazuli, tingi, ecco qua. Ciao cane. Lo lascio un po', aspetta, fammelo sfamare un po', se no può vivere senza, cioè, con la fame. Se non sbaglio mangiava le bistecche, vero? Sì. Ok, se volete vi alzo un po' il volume. Ora qua mettiamo un cesto, così mettiamo tutte le bistecche in volta. Queste cose che ho trovato nel mob spawner. Queste qua, chissà che serve. Ora le mettiamo lì. Che sono queste? Bistecca. Ok. Dopo che più dobbiamo costruire? La scorsa puntata avevo detto una fabbrica che devo costruire. Però non so se la devo costruire. E a questo punto non so che fare. Che ci fa un cane? Il mio cane è qua. Non veramente puoi sapere che diavolo fa qua. Seguimi almeno. Madonna mia.
Entra. Zanzaglia. Sì, io lo devo prendere. Legale. Sì. Vai. Entra, bravo cane. Sta poi piovendo, che bella giornata. Ora saliamo. Se salire le scale. Sali. Come faccio? Ok, blocchiamo. Prendiamo e chiudiamo. Seguimi cane. Entra qui dentro. Bravo. Siediti e stati bene. Guarda, ci messo proprio davanti alla finestra così qui. Ah, devo fare una sala per gli ospiti al piano di sotto. C'è una sala per gli ospiti, se tu ti trovi davanti al piano di sotto. Oddio, il piano di sotto è brutto sotto. Io starò a fare un casino, ci vuole un sacco di tempo. Non so che sto piovendo, ma non mi piace più. È vero? Facciamo un altro piano. Sì, da questo piano dedichiamo tutto agli ospiti. Laggiù c'è una vista sul mare con un creeper. C'è una casa. Ciao a tutti ragazzi, ho finito la mia casa. Ora aspettiamo che fanno. Guardate, infatti è il terzo piano. Aspettiamo che fanno. Poi farò tutti questi 3 piani, li dirò di più. Ma giusto lo sviluppo della casa. Questo vicino. Basta. Allora, ora andiamo a dormire. Con la faccia del golem che mi fissa mentre dormo. È brutto essere fissati mentre uno dorme. Ok, ora vediamo la nostra casa quanto è grande. Ma tu quanto è grande? È grande, oh. Penso che era più piccola. 3 piani oggi, è grande. Che ora andiamo al terzo piano. Come l'ho promesso, devo fare la sala per gli ospiti. Io vi cercherò sempre di tagliare i momenti di costruzione, perché siccome avevo soltanto 15 minuti a disposizione non posso fare tanti minuti di video, quindi cercherò di tagliarli il più possibile, anche per voi che non ascoltate. Ora starò a vedere a me costruire delle case che credo che sapete costruire, quindi ve le taglierò. Ora facciamo questa tecnica, prendiamo questo e un cartello ce l'abbiamo già, facciamo così e così. Aspetta, vediamo, si può fare così. Vai, vedi che va qua. Ovviamente mi devo andare. Allora facciamo così, uno avanti, uno dall'altra parte, da qua e uno qua, qua e uno qua, 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 no, qua e qua. Ok, ora dimmi che vanno, se no è tempo sprecato. Vai, sì, va. Che mi sono seduto, ok, faccio così. Perché non mi fa sta la torcia?
l'unico posto dove non devo mettere una torcia. Però come c'è una botola, è brutto così. Botola, botola. Ecco qua. Se no cade. Ok. Ora prendo il cartello, madonna mia. Perché ho messo a posto il cartello? Sì. Così. Vabbè. Toglilo. Sono ancora rimasto per il fatto di quel cane che si è teletrasportato. Il teletrasporto a quel cane. È magico. Boh. Ok, questo è fatto. Ora questa qui la devo fare. Ok. Dopo nei commenti mi potete scrivere. Sapevo che non sbaglio. Se volete che faccia qualche cosa con i pistoni, con la redstone, c'è pietra rossa. Qua dietro che posso fare? Ah, tipo un tavolo potrei fare. Quindi prendiamo l'essenza, c'è la stagionata di quercia. Una pedana a pressione di legno. Facciamo così. Facciamo 2 tavoli. Facciamo una pedana. Qua. E dietro mettiamo un baule per mettere tutte le cose inutili degli ospiti. Togli questo. Ah, questa è la stanza degli ospiti. So che devo illuminarla un po' di più. Quindi facciamo l'impianto della luce. No, qua. 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 Ognuno. Che è successo? Uno così. No, così. Come al solito ragazzi, iscrivetevi e mettete un bel mi piace. Ciao e alla prossima con Giovi028. Ciao.